Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siamo al Tropico Med perché c'è Carlo Freccero. Chi è? Quello che so che si sta mangiando un bignè. Già si sazia? Esatto, bravo. Già mangiato. Ce la fa. Dottore Freccero, ma a me mi conosce, mi guardi bene. Sì, cos'è? È l'attore. Allora si riporta, sì. è dov'ero si riporta? In quale film? No, era Bulldozer, facevo il comico, professore Ah, è Serafini. vero, ciao. Non lo so, A me era no, a me per caso- piacevi molto. E cosa fai adesso? Andrea, ma a per lunga scompario, a per lunga. I signori sono pregati di prendere posto perché la conferenza sta cominciando. Grazie. Ci stiamo preparando, si sta preparando psicologicamente, si sta leggendo l'articolo, il suo, quello che gli hanno fatto di Gela, che è bellissimo. Quello è Roberto Cocarroba, questo è Fabio Cafà. Vi invitiamo a prendere posto che stiamo per iniziare, grazie. Stasera moderatore della serata è niente poco di meno che Buon pomeriggio, grazie per essere intervenuti a questo appuntamento. Amici della televisione. A questo sesto appuntamento della rassegna culta organizzata per il quarto anno consecutivo dall'associazione che ormai conoscete bene, La Terra in mezzo al mare. Anche per oggi un incontro speciale con un ospite considerato a ragione uno dei massimi esperti di comunicazione e in particolare di televisione, ma aggiungerei anche una personalità tra le più libere, lucide e critiche del nostro panorama culturale. Proprio ieri Freccero polemizzava sul Corriere della Sera con il ministro dei beni culturali Dario Franceschini sul ruolo della televisione e dei libri negli ultimi 20 anni. Domenica scorsa si trovava a Perugia per partecipare al Festival del giornalismo, ieri era stato invitato a Torino al Festival del libro, ma li ha mollati e ha deciso di venire qua e per questo merita un applauso. Grazie per l'attenzione. E lunedì prossimo, per chi ne ha interesse, lo potrà seguire in televisione, dove pare che sia la sua seconda casa in questo periodo, per essere ospite nel programma Piazza Pulita. Questo per raccontare gli impegni di quest'ultima settimana. Comunque il mio interesse per l'attività di Carlo Freccero, diciamo, a cui sono particolarmente legato, risale a diversi anni fa, a decine di anni fa, erano gli anni 70, e questo lo dico soprattutto per i più giovani, perché io nell'estate del 75 insieme al mio amico Ciccio Caccamo fondammo una radio privata. Qualcuno se lo ricorderà tra i presenti. I giovani ve lo ricordate sicuramente. E decidemmo di mettere su questa radio privata che iniziò le trasmissioni proprio nel dicembre del 75, dell'anno dello stesso anno, dopo aver allargato il gruppo a Gaetano Patti e Salvatore Barragreco, a cui si aggiunsero di lì in breve altri amici e collaboratori. Fu un'esperienza straordinaria, almeno per la fase pionieristica. Infatti la Radio Gela fu tra le prime radio in Italia. In Sicilia eravamo appena 3, c'era una radio a Catania che era Radio CTFM Stereo, a Ragusa RCR, e quella di Gela fu la terza radio in Sicilia tra le radio private in Italia. Aprimo una stagione importante. Evidentemente attraverso questa esperienza che mi occupai ovviamente anche di comunicazione, trovando negli anni a venire sempre grande interesse per gli iscritti all'attività del nostro ospite di oggi. Carlo Freccero è stato direttore di Rai 2 nel 1996, dal 2003 ha insegnato teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo all'Università di Roma 3,
È stato presidente di RaiSat nel 2007, direttore del nuovo canale televisivo Rai 4 nel 2008, è stato autore di diversi testi e recentemente ha pubblicato un libro sulla televisione edito da Bollati Boringhieri. Vorrei ricordare che questa conferenza di oggi prevede dei crediti formativi per gli avvocati, di questo ringraziamo l'Ordine degli Avvocati per questa collaborazione, mentre per la prossima, quella sull'economia, ci sarà il credito formativo per i dottori commercialisti. Ho detto abbastanza, dopodiché con un applauso Carlo Frecchelli. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare scusa Spiglio. Io posso parlare anche così, cioè alla voce alta. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Gela e della persona di Emanuele che mi ha telefonato parecchie volte, mi ha fatto una corte spietata e ogni 15 giorni, 20 giorni arrivava un SMS molto gentile, molto discreta ma molto diciamo così puntuale, e quindi devo dire è una persona deliziosa veramente, grazie per l'ospitalità. Bene, questa è la premessa, però io quando faccio queste cose ci tengo molto a farle bene, se no mi annoio, per cui io farò un'introduzione, spero che possa in qualche modo colpire la vostra attenzione, ma soprattutto vorrei tanto poi aprire un dibattito su cosa oggi è la televisione e sul tema fondamentale come la televisione ci condiziona ancora oggi, plasma il nostro cervello e in qualche modo ci condiziona. Quindi faccio questa prima introduzione, ma vorrei tanto poi aprire il dibattito. Sono abituato a insegnare, per cui chiedo però il silenzio. Questo qua è fondamentale, perché io cerco di avere, lo dico per le professoresse che sono qui, che sono le persone sempre le più brave e le più intelligenti, che quando si fa una cosa ci va sempre in qualche modo che il pensiero abbia un attaccapanni. Cosa vuol dire che il pensiero abbia un attaccapanni? Che il pensiero sia strutturato, che in qualche modo si proceda per ragionamenti e non per slogan, perché sennò si rischia di fare una cosa noiosa. Dimentichiamo per un'ora e mezza le nostre differenze politiche, per cui per un attimo facciamo una cosa di larga intesa, non dimentichiamo tutto quanto e proviamo a ragionare. Allora, è chiaro che io ho dedicato tutta la vita un po' alla televisione, però vi dico subito che chiaramente io sono un uomo del Novecento, lo dico perché proprio dobbiamo affrontare il tema cos'è la televisione, cos'è il Novecento? Beh, il Novecento vuol dire che noi ci siamo preparati con degli studi dove lo spirito critico era la cosa fondamentale. In qualche modo per noi gli autori di riferimento sono sempre stati Marx, Freud, Nietzsche, la scuola del sospetto, cioè ogni evento in qualche modo aveva sempre in qualche modo una cosa che ci nascondeva, cioè dovevamo chiedere il perché avviene una cosa. Bene. E quindi come uomo del Novecento per caso scopro un signore che allora io non conoscevo, 79, che cercava qualcuno che in qualche modo potesse redigere delle schede su dei film che lui aveva acquistato per una cifra allora spropositata. Ogni film costava 50 milioni, quando i film per le tv private costavano solamente 100.000 lire, 50.000 lire per un passaggio, quindi pensate un attimo, una follia pura. Questo signore nessuno lo conosceva, è una persona sconosciuta, si chiamava Silvio Berlusconi e naturalmente vede questo lavoro e si meraviglia del lavoro che erano 350 schede, e dico anche quando ho votato 500.000 lire, che allora mi sembrava tanto,
cosa fa lei nella vita? Beh, io in verità faccio un ricercatore universitario. E lui in tono subito ma molto diretto mi dice: quindi lei non lavora? Veramente qualcosa fa. Sì, ho capito, ma no, voi quando ho capito che lei è di quelli che ha fatto il 68, ha perso il tempo, io invece quando lei perdeva il tempo io guadagnavo, ho fatto, era sempre il solito. Era sempre così, era già allora così. E la cosa interessante mi dice: perché non viene a programmare questi film che ha fatto lei? Ha fatto delle schede così molto utili e interessanti. E naturalmente io, uomo, direttore, ripetere, formato all'università, spirito critico, formato sempre in qualche modo con la concezione in cui tutto ciò che è minoritario aveva un valore. È chiaro che, vi ricordate che negli anni 70 l'avanguardia era un pregio, essere omologati era una cosa pessima, schifosa. Bene, vado, vedo questo signore e mi dice: vai a programmare questi film. Io ho poche qualità, ma una di queste qualità è la curiosità. E naturalmente inizio a fare questo lavoro e programma questi film secondo un criterio novecentesco, cioè del cinema. Programma i film di questo grande catalogo che era il catalogo di Tranus, che conteneva tutta la storia del cinema italiano e soprattutto i grandi il cinema degli autori, eccetera, c'è Dino Risi, c'era anche Fellini, compagnia bella, ma c'era anche tanto film di genere. E dopo 3 giorni mi dice: Carlo, perché cominciò già a dire come questi uomini della comunicazione hanno una qualità, chiamano sempre per nome per creare empatia. Ricordatevi Renzi, uno incontra, chiama subito per nome. La comunicazione si chiama sempre creare empatia. Quindi Carlo, allora, sì, cosa c'è? C'è al 4º piano, in un piccolo ufficio, 4 persone che ogni mezz'ora fanno 100 telefonate, no? E attraverso queste telefonate su un campione deducono un audience campione. Non c'era ancora l'audit. E perché è importante questa audience? Perché io poi devo vendere la pubblicità dentro questo film. E qui c'è una banalità, ma c'è il cambiamento totale del Novecento, che improvvisamente tutto ciò che fa maggioranza, che fa audience, diventa un valore, e quindi in qualche modo è la cosa che è come fosse una pietra miliare, cambia tutto. La televisione, la prima affermazione che faremo oggi è audience. E naturalmente è una cosa che mi spaventa molto, perché capisco che il mio criterio di programmazione non può essere più soggettivo, ma deve essere ispirato a delle regole in qualche modo che appartengono in qualche modo al marketing, cioè che in qualche modo siano pensate perché il prodotto sia più facile, più inclusivo, più largo possibile, deve andare a piacere a tutti, non piacere perché è bello, ma conta non più la qualità, conta la quantità. Capite che è un fatto veramente, adesso è banale, ma è un fatto importantissimo. Si apre tutto un universo diverso rispetto agli anni 70, agli anni 60, cioè io cerco proprio con qualche esempio di illustrare queste fratture che ogni tanto si creano nel nostro modo di pensare e che hanno conseguenze che non solo riguardano i media, ma riguardano la politica, il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di pensare, il nostro modo anche proprio di la nostra estetica, cioè tutte le cose. E succede questa cosa allora che improvvisamente scopro che quello che era importante solamente il giorno delle elezioni, le votazioni, la quantità, quante persone, no, non conta più nulla, conta invece proprio tutti i giorni, perché la quantità è tipica del mercato. E proprio siamo agli anni 80, gli anni dove si esplode la moda, e c'è appunto nascono i couturier italiani,
nascono, la pubblicità italiana comincia a avere grande fortuna, e negli anni '80 si afferma in qualche modo delle figure nuove, i grandi imprenditori di Benedetti, Gardini, cioè inizia quello che adesso si può dire l'americanizzazione del paese, cioè improvvisamente l'Italia, ma poi l'Europa, perché poi la TV commerciale io le dico che sia il dispositivo di questo cambiamento fondamentale, succede improvvisamente che l'Europa si aggiorna, o meglio, si sintonizza sull'America. Cioè quello che era nostro, che era particolare dell'Europa, qual era la cultura borghese, la cultura d'élite. In Europa quello che è importante per noi era la formazione, era la scuola, e per noi importante era la distinzione, cioè anche chi aveva i soldi doveva dimostrare di avere un capitale culturale, doveva dimostrare che poteva in qualche modo essere aggiornato culturalmente, eccetera. No, succede improvvisamente che questa Italia, ma poi anche l'Europa, si aggiorna su un sistema invece americano, dove quello che è importante è il consumo, sì, la società dei consumi, cioè un consumo anche vistoso, soprattutto quello che è importante e non è più l'elite, ma è il pubblico, quello che pensa la maggioranza, e questa cosa, quello che decide in qualche modo che contano essere omologati, conta in qualche modo essere tutti quanti griffati, si perde ogni tipo di identità culturale, sia una sola identità, quello che poi fra poco era dell'Emporio. Ma vi dico ancora un esempio più facile, così in modo tale che sia ancora più, in qualche modo più indicativo questo cambiamento. C'è un film che racconta questo cambiamento in modo molto forte, che mi irritò profondamente quando lo vidi. Era il film La febbre del sabato sera. Era un film proprio che era opposto al nostro modo di vedere le cose, dove c'era Travolta, che era un sottoproletario, che lavorava in colorificio, che al sabato, come i personaggi della De Filippi ante litteram 30 anni prima, va a fare le gare di ballo. Sembrava un personaggio uscito da Amici, da De Filippi. E improvvisamente in questa gara di ballo lui trova la sua affermazione, cioè lui si realizza, e improvvisamente capite benissimo che vuol dire appunto che l'io vince sul noi, quindi comincia infatti una società dove l'individuo, l'individualismo prevale su quello che era invece il noi, la collettività. E soprattutto si afferma una cosa fondamentale, che il narcisismo, cioè in qualche modo il mio balbettio affettivo, le mie fatici d'amore, i miei sentimenti, vale più che tutta la storia con la S maiuscola, e la microstoria vince su ogni cosa. Vedete appunto, pensate poi che oltretutto, ho detto un film, la televisione che crea questa maggioranza, ma pensate poi che qua ci sono anche di qualcuno che ha fatto economia, eccetera, che è proprio la finanziarizzazione. Inizia proprio nel 79, quindi il modello appunto anglosassone prevale sul modello sassone tedesco, per cui è un passaggio, inizia la società liberista. In America si afferma Reagan e poi si affermerà la Thatcher. C'è una rivoluzione totale e noi non ce ne accorgiamo. Voi sapete benissimo che quando c'è una mutazione così forte è come se noi vedessimo con le lenti di ingrandimento dei particolari e non capiamo che cosa sta succedendo. Siamo in qualche modo sempre, purtroppo, chi è la lucidità, se tu vivi del presente non riesci a cogliere cosa sta succedendo. E cambia tutto, cambia completamente tutto. E si afferma una società dove l'importante appunto, ho detto, è la quantità, quindi il consenso non conta più, in qualche modo la verità non conta più nulla, conta se il sondaggio mi dice che l'80% pensano che, non so, qualsiasi cosa la fanno, vuol dire che questa è giusta, che questa è vera. E la cosa curiosa, comincia appunto in quel momento lì questa forma di populismo in cui il pubblico,
quello che pensa la gente, la maggioranza delle persone, determina appunto la verità, determina appunto quello che è giusto e sbagliato, e dove la microstoria è più importante che la storia con la S maiuscola. Vedete che la TV, che io ritengo sia il dispositivo, il meccanismo che ha allargato questo modo di pensare, che a qualche modo ha alfabetizzato questo nuovo italiano e completamente l'ha reso americano, l'ha reso completamente ormai appunto come se improvvisamente Gela fosse proiettata come nel Texas, d'altra parte qui c'è il petrolio, la stessa cosa, ma non pensasse più in termini appunto siciliani con un certo passato, una certa tradizione, no! È come se appunto pensasse come uno pensa appunto nel Texas, dove appunto quello che conta è quello che pensa la gente, quello che è la maggioranza, eccetera. Ed è un cambiamento notevolissimo, oltretutto cambia la politica, perché voi sapete molto bene che finiscono tutte quante le grandi utopie, sia quella marxiana, sia appunto anche quella appunto democristiana, naturalmente, cioè finisce tutto. Ed ecco che la luce azzurrognola, quella che d'estate si può percepire camminando d'estate e si sente il riverbero di questa luce della TV e soprattutto diventa in qualche modo questa TV dà identità a queste persone che non hanno più dei modelli da copiare, non c'è più il partito, ma non c'è più la parrocchia, non c'è più c'è lo spettacolo, c'è l'emporio, c'è il supermercato, c'è il centro commerciale. Ecco che lo dico perché è chiaro che quello non si può, la televisione questa cosa lo propaga inconsciamente, in modo così indiretto e ci prende completamente. E ecco che a un certo punto i partiti, pensate un attimo cosa diventa così la tribuna politica, improvvisamente nascono dei programmi con i talk, dove quello che conta è imparare a comunicare, essere seduttivi, essere fotogenici. E probabilmente, ecco, pensate un attimo a Costanzo Show, cosa fa? Proprio sviluppa tutte queste cose, ma lo fa inconsciamente, attenzione, non c'è il dottor Mabuse che decide che tutto questo, no, avviene così, naturalmente avviene il fatto che a un certo punto poi, attenzione, c'è Tangentopoli e la TV che aveva in qualche modo creato, che aveva fatto capire che il pubblico che a decidere il successo dei programmi, perché la televisione fa passare una cosa che è adesso ancora sempre presente. Qual è questa cosa? Che è il pubblico a dettare i palinsesti, non è più il direttore di rete. Sì, il direttore di rete ma deve sempre seguire il pubblico, deve accontentare i gusti del pubblico, i desideri del pubblico, e per cui quello che piace al grande pubblico vince rispetto invece ai programmi sui libri o ai programmi formativi, a tutte queste cose. E quindi la televisione introduce l'idea che noi siamo in qualche modo padroni della situazione, il pubblico, Funari, la gente è pubblico. E allora succede cosa c'è Tangentopoli, pensate poi, perché poi la cosa che voglio far capire è che la TV è una cosa che fa del male ma fa del bene, è una cosa. Con Tangentopoli succede che il pubblico si indigna e non è più come ai tempi della DC che nasconde tutto, lo struzzo, cioè quel tempo in cui c'era l'elite nascondeva sempre tutto quanto, c'era in qualche modo si poteva, e la televisione invece fa esplodere Tangentopoli, anzi è la televisione che aiuta Tangentopoli. Pensate a Berlusconi, pensate a Fede col povero Brosio davanti lì al Palazzo di Giustizia, e succede tutta questa cosa, per cui vedete un attimo che anche questa televisione crea trasparenza, qualcuno dice la teledemocrazia, crea in qualche modo la partecipazione del pubblico. Vedete com'è il tema appunto di che oggi la TV eccetera sia la democrazia diretta, è la sua archeologia, è lì, in quegli anni lì. E improvvisamente appunto succede che questa Mani Pulite fa fuori la classe politica totalmente, e
politica è quando Di Pietro si toglie, famosa appunto la sua veste da pubblico ministero, tutto il pubblico italiano si identifica con lui, c'è un vuoto, si crea un vuoto, e lì ecco che improvvisamente invece di una nuova politica succede che la politica si comporta come la TV, cioè ecco che la politica si muove secondo la stessa logica dell'audience, uguale, improvvisamente, cioè la TV e l'audience vanno di pari passo, naturalmente chi conosce queste cose, oltretutto poi una persona che arriva, ma qui dimentichiamo per favore, io cerco di farvi una cosa sola, cioè di ragionare, poi dopo le polemiche politiche apriamo il dibattito dopo, ma adesso è importante capire cosa avviene. È chiaro che questa persona aveva fatto già, vi ricordate, corri in casa tutta in fretta che c'è il piccione che ti aspetta, la TV come a casa degli italiani, la stand a casa degli italiani, il calcio, sai, quando voi entrate in uno stadio e tutti chiamano, io ero presente, Silvio, e i nomi del battesimo aumentano, il passaggio da essere in qualche modo star, diciamo così, imprenditoriale, ad essere star politica è brevissimo, è chiaro che ci vuole, è un passaggio immediato. Silvio allo stadio non può che far nascere a livello psicoanalitico l'idea di Forza Italia, è naturale, è immediato questo passaggio e cambia tutta la politica. E allora poi il PC si affretta subito a cambiare nome, cerca di aggiornarsi. Io ho visto il film di Beltroni su Berlinguer, l'ha descritto come se Berlinguer avesse anticipato il Partito Democratico. No, non è vero. Ecco, però mi capite, cioè occorre aggiornarsi a questa cosa, ma però il PC è legato ancora al pensiero, all'Ottocento, al Novecento, pensiero critico, non capisce queste cose, da arretrato, cerca di aggiornarsi ma non ce la fa, e succede quello che succede adesso, che è successo in questi, e succede che addirittura l'unico che poi arriverà e capirà queste cose molto bene, lui è ancora un bambino, partecipa alla ruota della fortuna, però capisce che la comunicazione è tutto, e capisce naturalmente una cosa molto importante, capisce già che occorre saper comunicare, non cosa comunicare, saper comunicare è la cosa importante, e vediamo che il migliore interprete di Berlusconi, il 2.0, è Renzi, che ha capito tutto quanto questa cosa della televisione, ma non è finita la cosa, e questo è lo primo scenario. Bene, abbiamo visto, ma attenzione che la storia non sta mai ferma. Io lo dico sì per i ragazzi hanno tante qualità, sono attentissimi, sanno oggi giocare con i media molto bene, sanno giostrare tra l'iPhone, l'iPad, il tablet con una facilità straordinaria, ma purtroppo non hanno una cosa, e per questo non capiscono mai nulla, non conoscono la storia. Io credo che le migliori didattiche, parlo con gli insegnanti, sia sempre spiegare i concetti attraverso la storia. Credo che sia quella migliore didattica possibile, come nasce un'idea, perché si sviluppa, perché si modifica, eccetera. E succede, quindi dico subito, una cosa molto importante nel 2000, perché succede innanzitutto due cose. Inizia questa rivoluzione del digitale, cioè improvvisamente di fronte alla TV generalista nasce un altro medium, o meglio, un altro continente che è internet, che è l'opposto della TV, dove quello che conta invece è, in qualche modo è non il pensiero indistinto, indifferenziato, ma conta quello che dico io, che vado io a cercarmi le notizie, cioè io penso sempre che ci sia un colpevole, attenzione, non c'è teoria su internet, c'è sempre un obiettivo concreto, vedi il referendum dell'acqua, cioè si lavora per l'inquinamento, chi inquina? Internet fa sempre questa cosa, lavora su due obiettivi concreti e trova sempre un nemico, non trova la teoria, la vicenda,
nostra, cioè il pensiero critico che c'è sempre in qualche modo la storia, la teoria, no, Internet ci abitua subito a dire una cosa, c'è un colpevole, c'è sempre qualcosa di concreto, bene, e Internet che lavora poi creando appunto i social network, creando un altro tipo di pensiero maggioritario, ma soprattutto poi nasce il digitale, dove questo pubblico che si è formato con la TV, ma che sa leggere quindi la TV, impara a scegliersi la TV e impara in qualche modo a fare la TV che piace, a seguire la TV che piace a loro. Ad esempio, ecco perché nasce Sky, nascono appunto le reti a pagamento, le reti digitali. La cosa curiosa che voglio dire qui sarebbe da aprire un capitolo molto importante che riguarda appunto la sociologia. Questo pubblico però, che è competente e che sceglie i suoi prodotti secondo i suoi gusti, i suoi stili di vita, sceglie non perché ama la TV culturale, secondo i suoi hobby, secondo i suoi stili di vita, e per cui la cosa interessante è che anche a livello culturale imitiamo l'America, cioè imitiamo nel senso che non esiste più la cultura con la C maiuscola, ma esistono le culture appunto in senso antropologico. Io femminista mi scelgo naturalmente, io donna mi scelgo naturalmente le reti femminili, Real Time oppure Sky Crime, perché mi realizzo, vedo Sex and the City eccetera, quindi comincio a scegliere la mia TV per conto mio, la mia TV che realizza me stessa eccetera. Il gay si trova alla sua TV, il tamarro invece continua a vedersi le partite di calcio, il tamarro non solo, ma vede poi tutti quanti i suoi prodotti più scalcinati, perché il tamarro anche lui ha bisogno di soddisfare le sue esigenze, la cultura del tamarro è una cultura molto importante eccetera. Cioè anche qui succede che ognuno sceglie la sua TV e uno pensa subito, quindi in qualche modo, se è vero, ci liberiamo della TV generalista, è vero che cominciamo a avere una posizione, ma nascono tanti consumi di carattere appunto culturale, ma non culturale in senso con la C maiuscola, europeo, con la C, no, nel senso che ognuno di noi ha una sua cultura, ha una sua visione, ha un suo modo di consumi culturali, come uno ragazzo ama la musica rap, l'altro la musica pop, la musica spiega molto bene questa cosa, benissimo. E allora vediamo appunto che inizia un altro mondo, il digitale fa sì che si formino appunto innanzitutto altri tipi di ragionamento. Il digitale ci fa vedere la realtà diversamente, vediamo un attimo, cerchiamo di essere brevi. Innanzitutto il digitale, ho detto, deve trovare un colpevole e invece che, attenzione, vi dico queste cose perché cerco di sintetizzare, ho fatto un libro, ho fatto dei saggi, ma cerco di abbreviare per far capire come ciascun medium ci plasma il nostro modo di vedere, ci condiziona in qualche modo di vedere. Eccoli che in questo colpevole troviamo non più la teoria, la classe, cioè il capitalista, no, la casta, è facile, è la cosa più semplice del mondo. La casta è il modo per dire che il colpevole appunto è il politico che aveva già perso, perché in qualche modo è il pubblico che decide. La politica ormai è un grande fratello, fuori uno, fuori l'altro, è come il grande fratello, è proprio la stessa cosa, il grande fratello e la politica ormai è questo. Pensate, adesso hanno fatto fuori ogni giorno con o i magistrati o il pubblico fuori questo, va bene. Quindi attenzione alla casta. Poi non solo, la cosa curiosa è che noi eravamo abituati nel Novecento sempre a fare controinformazione, no, sul net c'è sempre il complotto, c'è sempre qualcuno che ci condiziona, c'è un potere oscuro eccetera, quindi non c'è teoria, c'è un modo di vedere le altre cose. Ma succede una terza rivoluzione, che questo digitale naturalmente non rimane questo modo di vedere la persona secondo i propri gusti, si mescola, si ibrida, si intreccia con la TV generalista, per cui il digitale, che dovrebbe essere in qualche modo esaltare la differenza, il
usato la TV, se tu non la pensi come me sei fuori. Lo vedete qui? Quindi è perché? Perché purtroppo viviamo oggi in un sistema combinato, integrato, dove il vecchio, il passato, il presente e il nuovo coesistono. E allora, per capire questa cosa, faccio una cosa semplicissima, perché questo mio pensiero abbia in qualche modo sempre la campagna e possa avere in qualche modo l'esempio. Ve lo dico subito. Prendiamo le campagne elettorali, vediamo appunto che Berlusconi rappresenta la TV generalista, è quello che lavora naturalmente sul pubblico più, cioè indifferenziato, lui include tutti, cioè il problema è quello di fare maggioranze, eccetera, molto bene. E poi vediamo invece Grillo, che invece Grillo rappresenta bene questo nuovo sistema integrato, in cui tutto quanto, perché? Perché innanzitutto lui è partito dal web, dal suo sito, e questo sito lo usa bene, lo usa come lo usano i ragazzi, non come usa la Repubblica e il Corriere che fa il sito, ma usa lo stesso criterio della stampa, del giornale, per cui poi io parlo con i giornalisti della Repubblica, mi fanno ridere, mi fa, ma sai Carlo, io ho fatto sempre quei pezzi, ho fatto un bel pezzo oggi su uno scoop sulla cosa di Berlusconi, ma sai che chi la frequenza, chi guarda è sempre quella colonnina a sinistra dove ci sono le notizie più da internet, cioè dove c'è la foto della Belen che si spoglia, cioè è il povero giornalista abituato che è stato riciclato lì, perché ormai mi dice, ma te rendi conto, cioè io faccio questo pezzo e invece tutti vanno a touch, sempre su questa Belen, su questo calcio, su questa battuta di Conte, ma è la frustrazione, dico, ma non capisci niente, il net funziona così, poverino, cosa ci posso fare? Quindi lui parte bene, quindi lo usa bene per questa cosa. Poi adesso la TV ha un complesso di inferiorità verso il net. Se ci fosse stato il net come oggi non ci sarebbe stato l'editto bulgaro, perché appena Berlusconi dice fuori Sandoro eccetera, tazze, viaggi, sul fischi, bandito, la cosa, allora non c'era. Quindi la TV adesso c'è un complesso per cui riprende Grillo anche quando fa la pipì. Eh sì, perché io corro a riprenderla, perché sennò mi dicono che io l'ho censurato, per cui è sempre lì, bene. Ma poi Grillo, siccome è uno che fa televisione, capisce anche l'importanza della TV locale, per cui cosa fa? Usa la TV locale come internet, come fosse un sito, cioè va lì, viene qui a Gela e dice, c'è sempre in qualche modo a Gela c'è l'Ecoboffice inquina, è facilissimo, c'è l'assessore che rubacchia sempre in qualche modo, per cui ripete la sua cosa, per cui usa, ed è interessante questa cosa, usa la TV locale come fosse un sito, ma con questa cosa lui parla al pubblico anziano che non va sul sito. Ed ecco qui che allora Grillo rappresenta molto bene l'integrazione del vecchio, presente e del futuro, tutto quanto il sistema integrato che oggi è la base di questa cosa. E vedete qui, e guardate che quando un medium appare, perché Berlusconi fa subito quando vince le elezioni? Perché usa la TV commerciale, usa l'audience come Grillo fa il 25% perché ha capito di utilizzare molto bene questo sistema integrato. E così cosa sono regole? La TV, i media hanno una matematica, ve lo giuro, io l'ho visto sulla mia pelle, hanno una matematica, bene. E arriva il terzo adesso che è Renzi, e Renzi invece è ancora fa un'altra cosa più interessante, prende la lezione di Berlusconi chiaramente, e quindi è il 2.0, cioè nel senso che fa TV centrale, l'importante per lui è saturare ogni spazio televisivo, saturare la visibilità, è la cosa importante, non è importante quello che dici, bene, ma saturare, usa una cosa fondamentale che è il ritornello, lui fa un discorso sempre a crozza, però attenzione, ha questa capacità di
donare 80 euro, riforma del Senato, tolgo le province. Lui fa dei discorsi, poi fa sempre lì a fare ritornelli, è come se cantasse una canzone, sulla teoria zero, però ritornelli. E soprattutto per i giovani fa una cosa, parla con i social network, lo vedete, quindi ecco che io ho spiegato quello che ho cercato di fare in questa mia, cioè spiegare come l'istruzione dell'uso, come i media oggi ci condizionano, proprio attraverso l'analisi semiologica della propaganda, diciamo così, della campagna elettorale, bisogna analizzarle, e attraverso questo modo io faccio apparire quello che volevo dimostrare, cioè come la televisione oggi, i nuovi media oggi ancora ci condizionano. È chiaro che l'istruzione dell'uso, è chiaro che oggi un ragazzo che è nato con internet, è nato con la TV, ha una capacità straordinaria di giostrare attraverso i media, ma non questo che vuol dire appunto che abbia spirito critico, cioè li sa usare, per lui è naturale e li usa secondo i suoi gusti, la sua formazione. È chiaro che se lui si è formato solamente con la De Filippi, userà il net per partecipare ai talent, durante il net farà gli SMS, farà nelle sue social, su Facebook, io amo Giuseppe, cioè, sono d'accordo con Giuseppina, eccetera, vota il talent. Quindi questo qua è che se l'ha preparato, invece va a fare in qualche modo inchiesta, controinformazione, va a vedere cosa succede, cosa c'è sotto. E quindi è interessante questa cosa. Però c'è l'altro, c'è il pubblico che rimane ancora, il pubblico quello anziano, che è ancora lì, con la bocca aperta davanti alla TV. E per cui al pomeriggio ci sono le badanti, come quelli che fanno i programmi da D'Urso, come quell'altra al pomeriggio, che seguono questo pubblico, cioè un po' morente che guarda lì con la bocca aperta, eccetera, e segue lì. Ecco, per cui la TV è tante cose. È chiaro che, attenzione, però lo dico qui, c'è anche una TV che a volte, perché siccome si è creato questa differenziazione di utilizzi, eccetera, anche una TV molto intelligente. Pensate un attimo, la TV come quella che delle serie americane, come quella dei Sopranos, adesso c'è questa serie House of Cards, cioè, quindi ecco, oggi non esiste più la TV, esistono tante TV, e ogni TV che ha delle parentele con nuovi media oppure sono antiche ha un suo pubblico. La cosa è chiara, che una cosa è fondamentale, che oggi tutto passa attraverso la comunicazione, e quindi lo dico che non passa più attraverso il sapere. E questo qua che è il dramma che c'è oggi. Una volta il sapere determinava il potere, anzi tutto quanto, cito un filosofo, uno solo, quando mi chiedo scusa per la TV, perché non si deve mai citare la TV del personaggio, Michel Foucault, cioè pensa che non tutto il sapere era, una volta il potere era legato appunto all'illuminismo, per cui occorreva in qualche modo la divisione dei poteri, al fatto che il sapere era fondamentale. Pensate com'era importante la fabbrica, la scuola, eccetera. No, oggi questo potere legato alla comunicazione, quindi in qualche modo è molto volubile. E poi c'è un altro sapere che allora, ma non ha nulla a che vedere con che è il potere economico, che poi condiziona molto forte, e l'economia, eccetera. Esiste solo questo sapere, che è un sapere pragmatico, eccetera, un sapere delle finanze. E capite allora oggi come sia molto più complesso l'istruzione per l'uso, perché noi pensiamo di essere capaci di utilizzare i media, perché oggi i ragazzi sono capaci, per cui vedono anche dei prodotti molto interessanti, eccetera. Ma io mi chiedo, e la domanda, chiudo questa prima introduzione, è una domanda interessante che faccio, è allora tutto questo nuovo aspetto che tutti i nuovi media di oggi, se mentre prima la TV generalista chiedeva uno spettatore passivo che guardava e che era in qualche modo condizionato da questo luccichio
nell'emporio, nei consumi, eccetera. Oggi invece c'è il fatto che la TV richiede uno spettatore attivo. Uno c'è la TV, tutti i media chiedono che Facebook intervieni, social network, net, Twitter, eccetera. Vuol dire allora che siamo liberati in qualche modo dal controllo del potere, o è una forma ancora di potere più sottile? Io qui non, per capire, non è un capitolo aperto. Se penso alle primavere arabe dico guardi no, i tweet, il net aiuta molto. Se penso anche a tutte le storie, insomma io non ve lo voglio dare qui per capire, sono qui a fare in qualche modo a dare delle carte, non a dare delle soluzioni, perché poi si rischia in qualche modo di diventare autoritari, di imporre delle soluzioni e di imporre in qualche modo delle visioni, eccetera, che però quello che voglio dire è che è una battaglia aperta. Cioè i media, e per questo anche all'inizio il media si afferma ed è sempre seduttivo, e quando la TV commerciale ha vinto perché veramente, voi non pensate, l'ha vinto perché l'aveva già anticipato il povero Tortora, già la RAI aveva introdotto la TV commerciale, Portobello, e la rivincita contro la TV della pedagogica, Portobello era già questo, cioè quindi chiaramente, quando appare un medium è seduttivo, vince sempre. Poi è chiaro che diventa, invece della seduzione diventa un incubo, per cui i media vanno sempre avanti. È chiaro che a volte quando vedo la TV rimango stupefatto, meravigliato dalla bellezza di alcune serie americane che sono più belle che alcuni libri, sono talmente complesse, straordinarie, rappresentano in qualche modo lo spirito del tempo di oggi, sono meglio che film d'autore. Però è chiaro, però c'è un fatto molto importante, è che noi siamo stati abituati, noi del Novecento, a vedere il medium sempre in qualche modo come una finestra sul mondo, come fosse una sociologia in diretta. Come fosse una sociologia in diretta, e infatti i media veramente rappresentano in qualche modo questo, però oggi invece funziona più, i media funzionano più, ma anche quelli nuovi, più come una psicologia, cioè parlano più del nostro io, del nostro in qualche modo inconscio, dei nostri problemi sentimentali. Insomma, in poche parole, la storia è sempre aperta, non è finita. Io non do soluzioni. Ho cercato di mostrare però che ogni tanto ci sono delle fratture incredibili e i media creano queste fratture, sono gli agenti di queste fratture. Prima la TV generalista, poi è arrivato il net, eccetera, e il digitale. Bene, e ogni volta, quando ci sono ogni medium che appare, forse un nuovo computer può creare altre differenze ancora, lo dicono, è sempre in evoluzione. Crea un altro modo di pensare, di vedere, per cui credo moltissimo, assolutamente credo in questa cosa del cognitivismo, credo che purtroppo i media ci insegnano a vedere le cose, a pensare, a vedere delle visioni, eccetera. È come la stampa. Io parto da quella cosa importante del libro di McLuhan, cioè appunto che ci ha spiegato che la galassia Gutenberg ha creato l'uomo occidentale, l'uomo di oggi, l'uomo dello spirito critico. Io sono proprio in questo senso allievo di McLuhan, oppure proprio del senso pulito, che proprio ci ha spiegato come la stampa ha creato il pensiero critico di oggi. Quindi ecco, oggi siamo in una fase ancora aperta, dove c'è una realtà molto importante. Oggi è finita l'epoca però della ricchezza, siamo in un momento in cui è chiaro che i media hanno bisogno dell'emporio, hanno bisogno del consumismo, hanno bisogno, ormai però non si consuma più merce ma si consuma la propria storia, il nostro io. Noi commerciamo attraverso i social network, noi una volta si acquistava della merce, adesso vendiamo noi stessi, tanto, eccetera. Ecco, io credo che la partita adesso c'è una crisi economica che ci impone un'altra volta
io lo dico prima, un nuovo spirito che non sarà forse quello del Novecento, ma chiaramente ci pone un problema, è quello di dire che forse un po' di critica è molto meglio che essere sempre invece fare social network e condivisione. Questo è il messaggio che voglio dare. Grazie per la prima parte. Andiamo alla seconda parte. Dopo questa introduzione ci sono diversi spunti chiaramente di riflessione e almeno ci facciamo silenzio per piacere, per consentire a tutti di ascoltare. Chiaramente se ci sono già delle domande... Io vorrei tanto che ci fosse un po' di dibattito, anche perché con le professoresse le donne sono sempre più intelligenti che noi uomini, naturalmente, perché sono più, io sono convinto di questo fatto, sì, sono più intelligenti, sono più attenti. Ecco, se si potesse aprire un dibattito in modo tale che non ci sia questa forma, cioè se no non mi piace. Abbiamo una prima domanda allora, salvo. Sì. Buonasera, intanto condivido completamente tutto quello che lei ha espresso finora. L'analisi è estremamente lucida, chiara e approfondita. Telecamere. Non sono un uomo di media. La domanda è la seguente. Abbiamo fatto un po' la storia del mezzo televisivo, un po' la comunicazione attraverso il Novecento, come è cambiato l'uomo, come è cambiato il modo di pensare, come ci si è confrontati e rapportati nel tempo nei confronti della politica e tutto ciò che ci circonda. Internet, a mio modo di vedere, ha cambiato un po' più drasticamente di quanto ha fatto la televisione con la radio l'approccio nei confronti del grande pubblico, perché non è soltanto un elettrodomestico da utilizzare al comando, è diventato qualcosa di estremamente integrato con la nostra persona attraverso gli smartphone, che sono stati un passaggio avanti su quello che è la forma di comunicazione. Il prossimo passo sarà quello dei Google Glasses, la realtà aumentata, cioè quella di poter avere un'estensione del proprio corpo collegata 24 ore su 24 alla rete internet e che acquisisce le informazioni dal sistema. Questo naturalmente apre tutta una serie di possibilità di marketing, acquisizione di dati, già in Giappone funziona molto bene per alcune cose. La domanda è: l'individuo, lei come lo immagina da qui a 20 anni, che è un tempo enorme quando i piani marketing si fanno quinquennali, non ventennali, e soprattutto come fa l'individuo nel momento in cui non è connesso a confrontarsi col resto del sistema? Perché noi che già stiamo utilizzando questa tecnologia, nel momento in cui perdiamo la tecnologia, cioè si scarica il cellulare, siamo esclusi dal sistema, subentra il panico, l'angoscia e la disperazione. Prima si usciva di casa alle 10 del mattino, mamma torna a pranzo, ora se non c'è questo contatto diretto che non è solo telefonico ma attraverso WhatsApp e tutti gli altri sistemi, è diventato un po' difficile gestire il tutto. Ti consente tante altre cose interessanti, ma questa visione da qui a 20 anni, con la possibilità dell'incremento tecnologico, fu il fatto che questo network è diventato un sistema integrato, non più un elettrodomestico. Cosa immagina e cosa vede? Allora, è chiaro che io non sono qui a fare oroscopi, perché fossi capace, però una cosa è certa, è chiaro che questa unione uomo-macchina cambia completamente appunto l'idea di uomo, cioè siamo in uno scenario cyberpunk assolutamente, ma dove però il controllo del potere totale. Noi lasciamo, Assange lo dice naturalmente, che non lo dico io, noi lasciamo continuamente tracce, per cui chiaramente il problema è possibile sottrarsi in qualche modo da questo panopticon, da questo sguardo continuo. È una cosa, è vero che ci aiuta in qualche modo a diventare in sintonia con le macchine,
Questo è verissimo, cioè è una cosa straordinaria perché si crea un'intelligenza collettiva, però purtroppo questa intelligenza collettiva mi sembra che sia condizionata però sempre in funzione di un potere con la P maiuscola che sia un controllore. Cioè quello che invece, ecco, è che mi fa invece un'altra riflessione che è inserita in questa visione antropologica dell'unione macchina-uomo e che oggi, e qua io ci tengo molto a questo discorso perché è un discorso che per me è fondamentale, che noi abbiamo sostituito, noi europei, anche noi europei, a quello che per noi era fondamentale, la capacità culturale, cioè il capitale culturale, il sapere, eccetera, e invece un'altra cosa, una capacità intellettuale. Lo dimostrano i giochi, il Sudoku è un gioco intellettuale, non si fa più la silvanica di mistica, si fanno giochi di intelligenza. E qua succede che questo tipo di antropologia rappresenta in qualche modo un uomo molto molto intelligente. Chi non è intelligente verrà escluso. È una forma di fascismo che passa inconsciamente. Una società dove richiede che non è un'intelligenza, che può essere anche un'intelligenza. Gardner, c'è uno psicologo, ne dice che ci sono 9 tipi di intelligenza, ma succede allora che questo tipo di società richiede delle intelligenze che siano compatibili con queste macchine. Tutto ciò che non è compatibile viene escluso. Questa qua è una forma di visione spaventevole. Siamo in una fantascienza che diventa in qualche modo presente e non per nulla, ma ecco, ma adesso i film e le serie di fantascienza sono in qualche modo rappresentano molto meglio il nostro immaginario. Lo capisci? Sei d'accordo? Perché è la fantascienza quella che ci spiega che queste visioni che possono essere ottimistiche, in cui c'è un'intelligenza collettiva, c'è questa connessione totale, siamo sempre in qualche modo connessi, siamo in qualche modo, non sia invece un incubo, dove passa naturalmente 2 temi, il controllo e secondo, chi non è in grado di connettersi a questo mondo è escluso. Ecco, queste qua sono 2 ipotesi che faccio sottovoce, ma che risentono ancora molto modo di un atteggiamento critico, dove io non posso accettare tutto ciò che è nuovo come bello. Ecco, l'idea che tutto ciò che è nuovo è bello, è positivo, mi sembra molto ingenuo. Io devo essere sempre aggiornato, ma questo mio aggiornamento deve sempre passare attraverso appunto una forma di critica, non forma di estasi. Ecco, l'estasi mi fa sempre paura. Mediaset ha tolto tutti i video, ma che si sta commigliando? Ah, no. Mediaset ha tolto tutti i video di YouTube, no? Dicendo che è per una questione di diritti d'autore. Invece secondo me è per una questione perché poi la gente va a cliccare quelli che non gli piacciono a loro, no? È così secondo lei o io? È chiaro che lei ha posto un problema importantissimo. È chiaro che ci saranno 2 tipi di grandi schermi al futuro. Ci sarà lo schermo quello là, quello grande, dove ci sarà in qualche modo un'immagine anche 3D, eccetera. Ma ci sono tutti gli altri schermi, quelli del computer, dove per ora c'è YouTube, Google, Amazon, ci stanno grandi gruppi monopolistici. Mediaset non vuole in qualche modo essere suddita di queste cose, vuole, io immagino, per questo non ha dato questo ok, perché pensa in qualche modo di poter anche, forse ha in progetto, non lo so, ma non diventare anche lei un provider, diventare anche lei in qualche modo un gruppo che possa gestire questo mondo. Quindi questo che è interessante. Io devo vedere sempre ogni cosa come una spia, un sintomo
di qualcosa. Sì, ma nel loro sito non ci sono tutti i video. Ma perché le vuole a pagamento? È diverso invece YouTube la gente decide lì, l'audience è... No, allora, ma YouTube poi... Nelle visualizzazioni è l'audience. Appunto, c'è la pubblicità, fa pagare le visualizzazioni. È un mercato, questo qua, che non ha ancora trovato le sue regole. Ma attenzione, è un mercato che è in divenire, cioè il mondo del net ancora in momento, cioè in Italia, ma in America ormai produce un fatturato incredibile, come d'altra parte, meglio ancora sapete, quando si parlava, qua mi riferisco appunto al primo intervento, che come i videogiochi eccetera ormai hanno superato come fatturato addirittura la fiction televisiva, quindi attenzione, il futuro è in continua evoluzione. È chiaro che i media, avendo proprio come atteggiamento quella di gestire, in qualche modo di sfruttare ogni cosa a livello mercantile, a livello proprio di impresa, immagina che un futuro questo mondo di video che lei possa poi essere rivenduto altro. E quello che dico è talmente vero che oggi nel nuovo scenario televisivo non è più solamente TV generalista, TV digitale, TV a pagamento, no, c'è la nuova video on demand. Cioè, cosa succede? Succede che io durante il weekend, come andavo una volta a comprare i film per vederli assieme a mia moglie e alla fidanzata, no, durante il weekend ci sono in una rete come Netflix, cosa fa? Ma ha un catalogo di film, un catalogo di produzioni che propone al suo pubblico, dove tu puoi andare a scegliere. Forse quindi questa cosa ti fa riflettere, vuol dire appunto che la video on demand oggi potrebbe diventare, forse YouTube comincia a darti gratis, poi un giorno ti paga qualcosa, paga 0,20 centesimi, pagherà, per cui attenzione che il mercato evolve continuamente. La dimostrazione che proprio la serie che oggi ha più successo, House of Cards, non è prodotta né da una TV generalista, né da una TV digitale, né da una TV a pagamento tipo Pay, no, ma da un gruppo che fa video on demand. Questo per indicare sempre, vedete, il mercato, in qualche modo sempre la mappa di questa. Il penultimo intervento ha fatto pensare addirittura a noi, in cui in qualche modo, d'altra parte, siamo fusi, siamo ibridati con i media. D'altra parte l'archeologia di quello che ha detto nel primo intervento, qual è? È stato naturalmente quello che il Walkman. La prima volta c'era quando si metteva come si chiama, la Walkman, quello che si ecco, adesso pensate un attimo, si pensa addirittura invece di mettere sotto la nostra pelle, di essere collegate, per cui è chiaro che c'è tutta l'evoluzione. E il problema è che in questa evoluzione mediatica che sembra straordinaria, il problema è questo futuro così straordinario comporterà la liberazione del condizionamento mediatico o ci porrà sempre di più questo condizionamento? Questi sono i temi che voglio offrirvi a dibattere. Secondo me lo temono tutti. Lo temono tutti. Man mano stanno aumentando le richieste di intervento. Allora iniziamo con Ignazio Morgana, poi Enza Castellana, poi Angela Tuccio, poi Giuseppe Fabio. No, Salluvari, non è questo, è il suo. Da questa parte, sì. Al centro. Bisogna avere una capacità di comunicazione, Ignazio. Cerco di diventare. Io opero nel campo della sanità e quest'anno credo farò 40 anni di laurea, quindi per dirti, ho visto modificare anche la comunicazione. Comunicare perché prima la sanità decidevano i medici, cioè si parlava un po'. Per cui quando allora ricordo, quando andava male, no, quando qualcuno non ce la faceva più si diceva "o signore su chiamava", no?
mentre ora si dice, ecco, spiego, ora non era colpa del medico. Come è cambiata la comunicazione? Ma è cambiata nel senso della commercializzazione della sanità, che noi abbiamo prodotto in tutti questi anni la medicalizzazione proprio attraverso la comunicazione. Io faccio l'esempio del professore Umberto Veronesi, no? Famoso, quando lui negli anni 70 diceva negli anni 80 debelleremo il cancro della mammella, per dire nell'80 diceva negli anni 90 debelleremo, no? Per cui obiettivamente nel 2010 quando qualcuno vedeva il professore Veronesi si nascondeva le mammelle, aveva paura, no? Perché di fatto è aumentato non solo di 10-12 mila casi l'anno. Oppure mi rifaccio anche, io vado per flash perché effettivamente hai sollevato, sì, vado anche per sintesi, sollevato tante di quelle problematiche al punto tale, sempre in campo sanitario, che entro Montanelli, poi ti faccio la domanda se ancora i giornali oggi comunicano. No, non credo per quello che hai detto. Poi dirò una cosa anche su Berlusconi. Montanelli diceva, dice, non andate dai medici perché sono come i questurini, qualcosa ve la trovano sempre. Dice. Per cui un po', ma io mi chiedo e ti chiedo, se è vero che Berlusconi e le televisioni di Berlusconi, tra l'altro Tangentopoli nasce a tutto quel successo attraverso le televisioni di Tangentopoli, che allora lui istigava proprio i magistrati, venite, li faceva intervistare, era lui che sollecitava questo cambiamento giudiziario, per poi propose a Di Pietro di far fare il ministro della giustizia, ma adesso le televisioni credo si stanno rivoltando contro. Ma allora se è vero che la televisione produce consenso, perché la gente non va più a votare? Perché prima i vecchi partiti, attraverso le parrocchie, attraverso le riunioni dei partiti, attraverso le piazze, si riusciva quantomeno a capire, no? Anche a socializzare la comunicazione. E allora c'è da chiedersi dove noi andremo a finire. Un filosofo diceva: chi poggia il consenso sull'immagine non è più democrazia, diventa dittatura. Grazie, sì. Allora su alcune cose siamo d'accordissimo, è inutile che io ribadisca le cose che il prof ha sottolineato molto bene, però vorrei dire una cosa molto importante. È vero che oggi la medicina è contaminata dalla comunicazione, totalmente. C'è un problema, ad esempio, c'è un pro e contro. Ad esempio il medico oggi ha un avversario che è terribile, internet. Chiunque in qualche modo pensa di potersi curare su internet, è una cosa terrificante. Anche questo processo di quello che chiamo io di democrazia diretta, per cui io i partiti non li guardo più, adesso io penso di sostituirmi al medico. Questo qua è un altro effetto di questa, in qualche modo, di questo processo di comunicazione che ha attraversato la medicina. È chiaro che molta medicina posso analizzarla attraverso quel criterio che ho prima stabilito. Prima di tutto il medico è una star, vedi il caso Veronesi, che produce fatturato, non sono polemico, sono dati di fatto. Naturalmente io credo ci sono anche altri ricercatori, io ho avuto un'esperienza molto importante perché ho citato a tavola ieri eccetera, comunque di un medico che non opera più il cancro con la chirurgia ma con la radioterapia, chiuso l'argomento. Poi seconda cosa molto importante è che ci nascono nuove mitologie, cioè come nascono i complotti, nascono dalle malattie immaginarie, l'aviaria, come malattie che a un certo punto nascono eccetera. La cosa però che vorrei ancora mettere sul tavolo è che la propagazione di infezioni è diventata la base per studiare la propagazione delle idee attraverso il net. Ci sono dei centri di ricerca di fisica che studia la sociologia, che studia la società come fosse in qualche modo una
diffusione di un virus come fosse l'influenza. Cioè fanno dei calcoli con degli algoritmi per capire come si sviluppa, lavorando sui tweet, per vedere come certe idee si sviluppano, e hanno dei modelli matematici che si sovrappongono a dei modelli di diffusione di influenze o di virus eccetera. Quindi pensate un attimo in questo cercare di tratteggiare il futuro e come anche in qualche modo la matematica trasforma la società in territorio come fosse un laboratorio di analisi medicale, ed è molto curioso e molto interessante. Enzo Castellano, vi chiedo di formulare delle domande con brevi considerazioni. Proverò ad essere brevissimo, intanto ringrazio perché gli stimoli sono stati innumerevoli. Io farei immediatamente la domanda e poi a quel punto una piccola premessa in maniera che così sei più bloccato. Esiste la possibilità di costruire dei nuovi codici, ovvero se l'illuminismo, che tu stesso hai citato, in effetti ha costruito i codici della scienza moderna attraverso un percorso epistemologico della scienza stessa, forse oggi cosa manca? Mancano quegli intellettuali, mancano quegli spunti di riflessione che hanno costruito allora il pensiero positivista, poi sappiamo negato. Oggi cosa succederà? Ovvero domani cosa succederà? E a questo punto faccio un passo indietro. Condivido perfettamente la posizione che rifletteva sulla vicenda della stampa di Gutenberg. In realtà addirittura io sono un architetto che mi occupo di design, di fatto la scuola della storiografia del design in realtà oggi vorrebbe far evidenziare questa terza rivoluzione industriale come quarta rivoluzione industriale, parlando di prima rivoluzione industriale legandosi appunto alla stampa, che fu il primo passaggio in realtà dall'unicità del prodotto alla serialità del prodotto, dagli amanuensi alla possibilità della grande diffusione dell'informazione. Nell'evoluzione continua oggi del prodotto contemporaneo, quello fu prodotto come un prodotto materiale di oggi, e forse ancora più, in una nuova visione, questo oggi è ancora più tangibile. Ovvero, se gli spunti sono stati questi, oggi da un punto di vista del marketing, come tu stesso dicevi, mi piace dirlo a modo mio, in realtà il marketing, a partire da tutto questo percorso, a cui ho in maniera molto confusa accennato, non si occupa più di in realtà raggiungere il consumatore, ma si occupa non più della consultazione tradizionale, ma di una conversazione continua con il consumatore, per cui il prodotto si definisce man mano che il consumatore dice come variare lo chassis. Mi piace pensare che in una vicenda di sharing continuo, probabilmente, questa è una riflessione che ho messo a punto qualche tempo fa, io parlerei in questo momento di conurbazione dell'informazione, di entropia, a tal punto che forse potremmo parlare di un nuovo Mediaevo. Mi piacerebbe sentire Mediaevo, è il gioco. Mediaevo, sì. Grazie. Qui bisogna iniziare, cioè io accetto la sfida. Allora, però è complessa la cosa. Allora, primo problema, assolutamente c'è una grande entropia, per un motivo molto semplice, perché oggi c'è troppa informazione e non ci sono esattamente, come posso dire, non ci sono un modo per orientarci in queste informazioni. Il pensiero critico era uno grande strumento per economizzare in qualche modo il nostro tempo. No, oggi molte volte siamo costretti invece a vivere in un presente continuo, in un live, in cui l'ultima notizia diventa la più importante. E quindi è una forma di reality, è una forma in qualche modo dove oltretutto è vero che questo nuovo marketing esige che qualsiasi prodotto sia adatto a me. Ma lo vediamo un attimo, una cosa molto semplice. Io seguo molto la moda perché la moda è un altro sintomo di queste cose. Pensate Zara, adesso ogni volta che voi comprate un vestito da Zara subito
parte un input e quel modello lì viene in qualche modo codificato e viene ristampato e viene aggiornato secondo le ultime evoluzioni. Quindi Zara in qualche modo è incredibile come spiega appunto anche questo marketing personalizzato. Bene, quali sono i nuovi codici? Questa qua è la domanda del secolo. Non è che posso rispondere io a questa cosa. Credo che sia oggi cosa vuol dire essere intellettuale. Ecco, io credo che sia questo il tema che ha posto questo intervento ultimo molto importante. L'ultimo, allora, una volta l'intellettuale era quello in qualche modo che prendeva posizione su ogni cosa e era in qualche modo aveva una visione totalizzante. No, oggi purtroppo l'intellettuale invece prende in qualche modo, ha delle risposte limitate su piccola cosa, è un intellettuale non più totalizzante ma particolare, e forse questa incapacità di avere risposte totalizzanti ci spiega quanto noi siamo orfani di una visione in qualche modo che ci possa in qualche modo tranquillizzare. No, oggi lavoriamo sempre su dei piccoli problemi, su questa cosa. L'intellettuale è un intellettuale specifico, ecco, questo qua è un'altra differenza fortissima. E questo intellettuale specifico che ha una competenza specifica rischia sempre di avere in qualche modo, di essere sempre lucido, ma di trasformare sempre queste posizioni in posizioni pragmatiche, mai in qualche modo teoriche. Questo è un altro problema che non ho risolto, ma so che quello che ha posto lei, che hai posto tu, è molto importante, che oggi siamo fuori da questo intellettuale. Oggi l'unico intellettuale che dà delle risposte totalizzanti è l'inventore di Apple, Jobs, è quello che crea dei nuovi strumenti di comunicazione. Questa qua lo sto pensando proprio in diretta in questo momento. Secondo, è una cosa molto interessante. Oggi l'intellettuale dà delle risposte specifiche, settoriali. È un intellettuale che lavora su un settore, non può essere. Chi invece riesce in qualche modo a dare delle risposte globali è l'inventore di nuovi strumenti di comunicazione. Oggi credo che il nuovo intellettuale, sì, quello di una volta che ha preso il posto di Sartre, sì, l'inventore di Apple, Jobs, sì, questo qua è la cosa. Vedi com'è cambiata tutta, cioè dal ragionamento alla comunicazione, è un bel casino. Angela Tuccio, dirigente scolastico, per cui una di quelle figure più volte citate da Pescero nella sua introduzione. Già ci siamo visti. Io qui, sì, abbiamo la televisione. Rappresento in questo momento proprio il mondo della scuola e la difficoltà della scuola a proposito di quella mancanza dello spirito critico cui lei si riferiva. Gli insegnanti tutti dicono: i nostri ragazzi troppo abituati a internet, troppo abituati a percepire e a quasi trafugare informazioni da qualunque posto provengano, da qualunque mezzo provengano, non si pongono, e lei lo aveva già detto, la preoccupazione di controllare che sia risponda o meno a verità, e spesso mettono anche in difficoltà e in dubbio l'insegnante, ciò che l'insegnante dice: ma io l'ho preso da internet, io l'ho sentito dalla televisione. Come può la scuola combattere contro, se mi sento io in qualità di preside, ma soprattutto gli insegnanti, ci sentiamo quasi come dei Don Chisciotte contro i mulini a vento. Grazie, un aiuto spero dagli scienziati della comunicazione. È una contestazione che è presente in tutta quanta la mia introduzione che ho fatto, e che nella comunicazione non esiste la verità,
anzi chiaramente è proprio un ossimoro, cioè non esiste, la comunicazione anzi è proprio una cosa interessantissima, che siccome la comunicazione non ha memoria ma lavora sul live, io posso contraddirmi continuamente. Una cosa, ha detto una cosa su cui appunto è presente in tutto quello che ho detto, in quella che purtroppo non siamo più nella verità, sì è vero, non nei temi più importanti, siamo, sì, la comunicazione proprio non ha nulla a che vedere con il tema della verità, sì, è una cosa, e infatti oggi il tema è legato naturalmente, la TV ha trasformato la verità in maggioranza, il net la trasforma in complotto, sì è vero, è solamente una, ecco allora al limite una cosa, la verità è una accumulazione di punti di vista, non c'è più, questo è verissimo, ed è il limite appunto, ed è questa la cosa, la novità forte, che viviamo in un mondo senza verità, questo qua è il problema. Un'altra docente. Next ormai. Sì, credo che si rimanga in qualche modo docenti. E la mia preoccupazione, sia quando insegnavo, sia quando ho finito di insegnare, è sempre stata quale finalità mi proponevo di raggiungere nel tentativo di fare in modo che i ragazzi in genere non subissero le informazioni, e credo che in questo senso siamo stati tutti noi, anche noi della nostra generazione, coloro che hanno subito ma che sono riusciti a reagire. Questi giovani, proprio perché, come diceva la collega poc'anzi, attingono un po' da tutte le parti, non hanno la capacità di elaborarli, di farli propri e di reagire ad essi. Allora il compito della docente, del docente in genere, dovrebbe proprio essere quello di far nascere lo spirito critico. Uno spirito critico che ai giorni nostri diventa molto soggettivo, molto aleatorio e riferito al momento, perché quale tipo di verità proponi oltre a quella che il ragazzo pensa di avere trovato attraverso i vari media? Una verità non è che esistesse prima, attenzione, ai nostri tempi non esisteva nemmeno la verità è qualcosa che si va cercando sempre socraticamente, non la si raggiunge mai, esistono tante verità quanti sono gli uomini e quante vogliamo che esse siano. Il problema che invece io mi pongo per le nuove generazioni è un altro: sono dominati dalle informazioni e sono dominati da coloro che creano queste intelligenze superficiali. E allora io la domanda che mi pongo è questa: quis custodiet custodet? Come faremo a sopravvivere a coloro che molto probabilmente saranno sempre pochi e ci domineranno? Allora io vorrei approfittare di questo ultimo intervento, mi dispiace per la TV perché tutto il dibattito è troppo alto, non può andare in TV. E non lo manderei. È un problema, perché non lo dico subito, lo dico subito, no. Anche qua io poi voglio sin dall'ultimo essere serio, vi chiedo ancora 10 minuti di attenzione perché è molto importante, siccome c'è stata veramente una tensione fortissima, molto semplice, perché oggi la cosa è, passa in televisione tutto ciò che è, in qualche modo sia uno storytelling, sia un racconto, un ragionamento non può passare. È un ragionamento, per cui è drammatica questa cosa. Io nella mia produzione ho cercato sempre di fare teoria facendo un racconto, perché so che se non c'è questo non passa nulla in televisione. Bene,
Io vorrei prendere lo spunto degli ultimi interventi, dell'ultimo straordinario, cioè ma anche gli altri che mi hanno colpito moltissimo. Però allora a questo punto, siccome faccio finta che non ci sia la televisione, adesso a questo punto quindi parlo come veramente come fossi appunto fuori da questo ruolo di conduttore. No, è molto semplice, mi rivolgo agli architetti, mi rivolgo a chi ha il design, a tutti quanti, è molto semplice. Abbiamo vissuto, qui ce ne sono, voi architetti siete qui i primi colpevoli di questa situazione, e siamo dentro a un sistema ancora postmoderno. È il postmoderno che ha fatto sì che non ci siano più verità. È il postmoderno che ha ridotto tutto, che attraverso quel libro bellissimo di Lyotard, La condizione postmoderna, che ha spiegato che tutto ciò che non è binario non può più in qualche modo passare. L'architettura ha svelato però. Sì, l'ha svelato, ma l'avete applicato poi. No, ragazzi miei, io provo, anzi il postmoderno nasce in architettura, nasce in architettura il postmoderno, per favore. Ecco, quindi il postmoderno è una cosa d'architettura. Bene, è chiaro che allora siamo dentro ancora un modo di pensare postmoderno dove non c'entra più la verità, anzi è il pensiero debole, quello che in qualche modo ci è imposto con gli anni '80. Quando dico mi sembra che ci sia una corrispondenza bionivoca, per usare un linguaggio di insiemistica, tra la TV e Vattimo, il pensiero debole. Io proprio sono in corrispondenza bionivoca, tranquillamente, se lo dico poi lui si arrabbia, eccetera, è vero, però è vero questo fatto, cioè siamo in un mondo dominato appunto quindi non conta la verità, non conta assolutamente un pensiero forte. Ecco, io credo però, siccome la storia non si ferma mai, credo che questa crisi economica imponga una nuova riflessione circa appunto un ritorno al realismo. Ferraris fa questo libro Ritorno al realismo. Io questo qua lo metto come tema di riflessione, cioè anche perché bisognerebbe, in questa conversazione io sono partito, naturalmente non mi aspettavo di avere una platea che abbiamo fatto una discussione più filosofica che mediatica, però non avevo in qualche modo dovuto trarmi strada facendo, però è interessantissima questa cosa. Però è tanto vero che il mio prossimo libro che voglio fare è appunto il superamento, se ancora è possibile superare questo mondo della comunicazione, per cui sono in sintonia con il dibattito che c'è stato. Però è vero che oggi, ed è qui che è molto interessante, che è il frutto di tutta questa conversazione, di questo confronto, di questa presentazione, qual è? È quella di dire che veramente gli anni '80, anche a livello, pensate, ho detto appunto come è cambiato, ma anche a livello filosofico sono cambiati, perché si è fermato appunto in questo pensiero postmoderno che è anticipato naturalmente dall'architettura, eccetera, che dove tutto il presente e il passato possono mescolarsi completamente, dove non c'è alcuna verità, anche perché avevamo paura che le grandi verità ci hanno portato al Gulag e naturalmente alla Shoah, per cui chiaramente, però il problema è che questa crisi economica così forte ci impone di uscire da questa anche virtuale. Io ho qui quel problema che è grosso. Allora, qui vorrei dire l'ultimo suggerimento. È chiaro che tutti quei discorsi che abbiamo fatto è perché sono figli di un pensiero liberista che ha dei pregi, perché il pensiero liberista ci ha fatto in qualche modo acquistare un sacco di libertà individuali, però ha creato un mondo diseguale. È vero che il mondo liberista è un mondo dove è fondato sull'individuo, però credo anche in questo problema che l'uomo non è un individuo, è soprattutto un animale sociale, è un ritorno quindi a filosofia greca più che altro. Quindi io credo che questo fatto di ritornare ad animali sociali, cioè al noi, credo che ci possa in qualche modo allora mettere in gioco tante altre cose. Quindi io credo, quindi lo lascio come tema di dibattito futuro, lo capite benissimo perché oggi la politica fa tilt, non solo, perché la politica
lavora solo per l'acquisizione del potere, ma senza alcuna visione del mondo, senza alcuna visione del futuro. Ed è per questo che c'è la crisi del talk, c'è la crisi della politica, perché anche oggi abbiamo dimostrato che c'è bisogno ancora qualche volta di alcuni centri di gravità permanente che abbiamo abbandonato per liberarci da un pensiero forte, ma che forse oggi sono necessari in qualche modo per farci riacquistare un po' di lucidità. Grazie. Concludiamo questo stesso appuntamento, che è stato più che una conferenza evidentemente, perché ci ha partecipato, penso che ce lo ricorderemo per un bel pezzo, per cui grazie ancora a Carlo con un altro applauso per questa grande contribuzione. Finiamo questo appuntamento di pomeriggio e ci diamo appuntamento per l'ultimo incontro sabato prossimo, il 17 maggio alle ore 18, con un incontro sul tema dell'economia con il professore di Taranto, il professore Della Luis, perché concluderemo il ciclo, che farà una conferenza sulla moneta unica europea, cioè sull'euro, per cui l'argomento è pertinente. Grazie ancora, appuntamento sabato prossimo. Grazie. L'ultimo colpo. Niente, non è... lo teme anche lui il web, non è dei nostri, ragazzi. Pazienza. Una minchia misa, macchina.